Buongiorno, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca. Grave incidente nella notte a Busto Arsizio in via per Malpensa, ferito un giovane di 28 anni. A scontrarsi sono state una moto e un'auto, ad avere la peggio il conducente della motocicletta che è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano. E un altro incidente si è verificato questa mattina a Ierago con Orago. 3 le persone ferite, sentiamo il servizio di Luca Spriano. Schianto sulla Varesina, la provinciale 341 questa mattina, attorno alle 8 a Ierago con Orago. Per cause da accertarsi, un'auto e un furgone sono entrati in collisione. 3 i feriti, un 42enne e una coppia di 60enni, nessuno in pericolo di vita. Il conducente dell'auto è rimasto intrappolato all'interno del mezzo dopo l'impatto. Lo hanno liberato i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Gallarate utilizzando una cesoia di varicatore. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118. E quello che è cominciato si annuncia un weekend torrido con temperatura sopra la media. Le massime raggiungeranno i 32 gradi e così fino alla metà della prossima settimana. Le temperature sono infatti in rialzo e si riaffaccia il problema della siccità che peraltro allarma già da mesi. La fotografia di questo deficit idrico è quella del Po che si trova nella condizione definita drammatica ed è la peggiore degli ultimi 70 anni. Lo stato di siccità riguarda anche i laghi che sono ai minimi storici e aumentano i comuni nel VCO e in provincia di Varese che hanno deciso o stanno decidendo di sospendere l'erogazione notturna di acqua. Parliamo ora di politica e delle elezioni regionali del 2023 in Lombardia. Carlo Calenda, leader di Azione, tesse gli elogi di Letizia Moratti, attuale vicepresidente della regione, e si scatenano le reazioni. Sentiamo il servizio curato dalla redazione. Non è stata un'investitura ufficiale, ma l'effetto ha scosso il panorama politico lombardo. Il leader di Azione, Carlo Calenda, si è espresso così sulla vicepresidente Letizia Moratti. Sarebbe un'ottima candidata a fare il presidente della regione. E la diretta interessata, Letizia Moratti, che non ha abbandonato l'idea di scendere in campo, anche sostenuta solo da una parte di centrodestra e con l'appoggio del centro, ha ringraziato Calenda aggiungendo che ci sono diverse ipotesi e riflessioni in corso. Inutile dire che questo scambio di elogi ha irritato il centrosinistra e indispettito il centrodestra. Antilio Fontana, che nei giorni scorsi ha ricevuto da Salvini un sostanziale via libera alla ricandidatura, ha detto che deve essere il centrodestra a decidere, i nomi non contano più di tanto. Il segretario del PD, Enrico Letta, ha commentato così: noi stiamo discutendo delle candidature, ovviamente di centrosinistra, sceglieremo, discuteremo con tutti gli alleati e sarei felice di farlo anche con Calenda. Il clima insomma si surriscalda, la campagna elettorale per le regionali 2023 è virtualmente cominciata. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha il Covid, lo ha annunciato lui stesso questa mattina. Il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle gambe, un po' di febbre e di tosse, ha spiegato Sala. Spero di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletta. Intanto si lavora da casa. A Saronno una giornata tutta di corsa, sono 1000 i partecipanti alla staffetta di 24 ore consecutive. Vediamo il servizio curato da Roberto Banfi. Oggi alle 10 il via della tradizionale staffetta 24 per un'ora di Saronno. Sulla pista dello stadio Colombo Gianetti, sino domattina, si alterneranno i concorrenti. 1056 appassionati di podismo suddivisi in 44 squadre che si danno il cambio in pista ogni ora, con partecipanti di tutte le età, dai 18 ad oltre 80 anni. La manifestazione torna dopo lo stop per la pandemia e si è arricchita anche della gara ultra, riconosciuta dalla Federazione d'Atletica, con 46 partecipanti chiamati ad una corsa in solitaria per 24, 12 o 6 ore consecutive. Per Saronno una vera festa, con il villaggio degli stand delle squadre sul campo insterrato dello stadio, servizio bar e ristorativo per tutta la nottata e con ingresso libero per gli spettatori. Arrivo alle 10 della domenica mattina e da seguire le premiazioni.
Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.